In questi giorni al Ministero si sta discutendo di riorganizzazione della Polizia di Frontiera a 360 gradi, terrestri, porti e aeroporti. Un progetto in via di definizione che però, denuncia il segretario regionale Armelao, vede Venezia penalizzata ancora una volta. Prevede un solo 70 uomini di incremento dell'organico, a differenza degli altri scali nazionali come Malpensa e Fiumicino. Pensate che solo nel 2019, facendo una media, visto che le statistiche sono tante care al nostro Ministero, la statistica che ovviamente può dar fastidio al Ministero, e la diciamo noi, è che un agente di media ha controllato circa 82.000 persone nell'anno 2019, a differenza dei 56.000 di Fiumicino e dei 66.000 di Malpensa. Quindi diciamo Venezia deve avere un aumento dell'organico alla pari di quello che è, diciamo, il numero di passeggeri in transito, dividendo appunto per gli agenti in servizio, deve comunque quasi equipararsi agli altri due scali principali nazionali. Gli agenti necessari dovrebbero essere più del doppio. Ce ne vorrebbero solo per la Polaria, perché ricordiamo che Fiumicino e Malpensa hanno solo l'aeroporto, noi qui la frontiera di Venezia ha anche il porto. Solo per l'aeroporto ci vorrebbero almeno 200 uomini per andare, diciamo, alla pari degli altri due scali nazionali. La rimanenza ovviamente portarla alla Polmare. Loro stanno quantificando un aumento di 70 uomini, tanto da arrivare a circa 260 uomini totali. Quindi mi auguro che i 260 non siano definitivi, ma che si arrivi almeno a 300, di cui 200 solo per l'aeroporto di Venezia. Da anni, aggiunge Armelao, Venezia soffre anche di una carenza cronica di ufficiali di PG. Rivolgo un appello a tutti i politici eletti nella nostra zona che facciano sentire la loro voce nei confronti del Ministro dell'Interno, del Capo della Polizia e di tutti gli uffici dipartimentali che stanno appunto discutendo di questi rinnovi degli organici.